Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora continua a sollevare polemiche dichiarandosi contrario ad una immediata ripresa delle attività calcistiche. Questa volta lo scontro con i tifosi dello sport più amato in Italia è avvenuto su Facebook, social tramite cui il ministro ha diffuso un post che ribadisce che per vedere una ripresa del calcio bisognerà aspettare. Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto sempre detto sul calcio, recita il messaggio. Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato, per ora, non se ne parla proprio. Ora, scusate, ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi. Successivamente, rispondendo ad un utente che commentava l'elemento, Spadafora ha aggiunto: i lavoratori sportivi delle palestre valgono meno? E tutti gli altri che sono centinaia di migliaia? Io mi occupo di tutti e tutto, non solo del calcio. Non sono il ministro del calcio, ma il ministro dello sport. La Juventus, una volta ricevuto l'ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti individuali nei propri centri sportivi, ha dato indicazione ai 9 giocatori stranieri ancora all'estero di organizzarsi per rientrare a Torino. È quanto si apprende dalla società bianconera. Al rientro dovranno osservare i 14 giorni della quarantena secondo le disposizioni del governo. Per quel che riguarda i giocatori in Italia, la Continassa sarà pronta ad accoglierli per gli allenamenti individuali e scaglionati tra martedì e mercoledì prossimi. Cristiano Ronaldo intanto si sta apprestando a tornare in Italia come previsto dalla Juve, ma è bloccato dalle limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi. A sostenerlo l'emittente TVI, sostenendo che l'aereo personale che deve riportare l'attaccante a Torino è bloccato a Madrid. L'atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell'isola di Madeira, ma per 3 volte i piani di volo sono stati bloccati. Ronaldo, sottolineano i media portoghesi, rimane così per ora nella sua villa di Canical. Il mercato lentamente si avvicina nonostante le incognite causa coronavirus siano tante. Infatti il Real Madrid sta preparando l'assalto a Paul Pogba. Secondo il Sunday Express, il club spagnolo avrebbe pronto una proposta di 80 milioni di euro da consegnare al Manchester United per il cartellino del centrocampista francese. Il campione del mondo in carica ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2021 e avrebbe manifestato alla società inglese la volontà di non esercitare il rinnovo. Il tabloid inglese aggiunge che il 27enne avrebbe già comunicato l'intenzione di trasferirsi nella capitale iberica prima dell'inizio della prossima stagione per mettersi a disposizione del connazionale Zinedine Zidane. Per la Juventus si starebbe dunque allontanando il sogno di riportare in Italia il fuoriclasse transalpino. Il Barcellona continua a lavorare in silenzio per rafforzare la propria squadra in un contesto complicato per via della pandemia coronavirus. I dirigenti hanno scelto Lautaro Martinez come sostituto di Luisito Suarez. Stando a quanto riporta in Spagna la prima pagina del Mundo Deportivo, l'attaccante argentino dell'Inter sarebbe sempre più vicino ai Blaugrana, con il suo entourage che piano piano sta cercando di trovare il modo per convincere i neroazzurri a trovare una soluzione per accordarsi al fine di non pagare la clausola rescissoria da ben 111 milioni di euro. La volontà del Toro sarebbe quella di non perdere un treno tanto importante e questo sarebbe dimostrato anche dalle mancate risposte date al club di Zhang riguardanti il suo contratto. Ecco perché l'Inter sarebbe disposta a sedersi al tavolo, ma non lo lascerà partire per meno di 90 milioni di euro, più almeno una contropartita tecnica.